Saluto a voi tutti. A Sturrietta si passa in un paese e o babbo e mamma hanno maritato figliuola e tanti sotto a casa tanto magazzini vendono marcanti di legumi, alimentazioni, affari così. Faccio una sovvesta e ogni sera gioco dentro la stanza e la figliola dice: "Oh, mamma, hai paura?" Oh, diceva, ma fammi casce con tuo marito ti aspetti, è un dovere che si deve fare, e te la merda da piace, oh mamma. Allora coda, Giovanetta coda, a notte sente il tuffo gratificio, muti. A mattina a mamma l'aspettava in un magazzino per vendere i suoi legumi, allora mi dice, oh mamma, ma tu batto, oh mamma, ha tirato dei colpi. Oh mi dice, ci sono i presenti, non dimmi mica così, dimmi mica tirare i colpi, oh mamma, alla vera, da cara. L'indomani, la stessa storia, aspetta suo figliolo, allora mi figliola. Oh mamma, senti i colpi stanotte, dice zitto, di più i colpi, e così ha mangiato lui, te, perché non venivano i freschi, così o meno se non ci sentiva abito. E poi da gara, vabbè tu non facciamo così, papà. Allora, l'altro giorno si fa, oh mamma, ha mangiato 5 oi, io rindo, oh mamma, 4 oi stanotte, non posso, dice, calato quantunque, a Villora a fare con un'altra mattina, cantando, contenta, a me Villora dice a mamma, e allora, stanotte, quanto ha mangiato tuo marito? Dice, oh mamma, stanotte non ha mangiato manco noi, ha liccato la frisoglia tutta nottata. A risate una medicina naturale, duettimi, alla prossima.